Adesso tutti noi invece di telefonare ai carabinieri o alla polizia preferiamo postare su Facebook. Allora l'appello è questo: va benissimo, anch'io uso i social network, ormai è quasi un obbligo, no? Però se vediamo che qualcosa non va bene dobbiamo imparare a educarci e a telefonare al 112 o al 113 e segnalare quello che vediamo, altrimenti diventiamo corretti. Una sfilza di furti o di tentati furti in abitazione a Rossano Veneto ha aumentato la percezione di insicurezza in paese, dove già si parla di ronde di volontari. Secondo il sindaco Morena Martini, nonostante il comune rimanga al di sotto delle medie di episodi criminosi nella zona, non si deve abbassare la guardia. Comunicare tramite i social network di internet va bene, ma il primo rapporto che devono avere i cittadini è quello con le forze dell'ordine. Entro la fine dell'anno saranno installate 5 telecamere, sono solo le prime di una serie di telecamere che installeremo nella zona del cimitero dove sono avvenuti dei furti, alle scuole, un'altra all'interno del parco Sebellin. I nostri vigili urbani fanno pattuglie anche serali e quando ci sono vediamo che le cose vanno meglio. Non solo, la polizia e i carabinieri hanno intensificato la loro presenza già da tanto tempo.